La giovinezza di Goya fu agitata e burrascosa, piena di risse e di pazzie amorose. Trascinato dall'inclinazione alle avventure e dal temperamento litigioso, già a 18 anni dovette abbandonare la sua città natale dopo una sanguinosa zuffa in cui 3 uomini rimasero sul campo della lotta. La famiglia, dopo averlo nascosto qualche tempo, gli procurò i mezzi per fuggire e raggiungere Madrid. Era un carattere all'inizio della sua vita gioioso, licenzioso, incline alle avventure amorose, ma poi Goya ebbe una vita articolata e che prese pieghe completamente diverse. Ad esempio, poco dopo il 14 ottobre 1792, Goya fece un viaggio in Andalusia senza la necessaria autorizzazione reale, senza dubbio perché pensava che sarebbe stato di breve durata. Ma a Siviglia venne colpito da grave malattia e lo trasportarono in casa dell'amico Sebastián Martínez, commerciante facoltoso e colto, che lo ospitò e si occupò delle pratiche necessarie per ottenere le indispensabili autorizzazioni al prolungamento del soggiorno dell'artista fino alla completa guarigione. La guarigione completa in realtà non avvenne mai. A casa continuava a lavorare, seppure a ritmo ridotto, e a compiere osservazioni che generalmente, sono parole sue, non hanno posto nelle opere su commissione, in cui il capriccio e l'invenzione non possono avere libero corso. Questi termini, capriccio e invenzione, di cui in seguito Goya avrebbe fatto largo uso, ci forniscono le chiavi di un progresso che giorno in giorno diveniva sempre più evidente. Dopo la violenta crisi della malattia, la sua libertà creativa ormai si sarebbe manifestata di lì in poi in maniera clamorosa. Non sappiamo quale fosse esattamente la malattia di Goya. Certo è che si temette seriamente per la sua vita. Per qualche tempo restò paralizzato e gliene derivò una sordità completa, con frequenti dolori e ronzii alla testa. Non è da escludere l'ipotesi che si sia trattato di una forma di sifilide. Altri ritengono trattarsi di un avvelenamento da piombo, perché Goya aveva l'abitudine, è noto, di mettere in bocca i pennelli per inumidirli prima di stendere i colori, e quindi si poneva elementi chimici e metalli in bocca. Comunque la sordità isolava in parte Goya dal mondo circostante e d'altra parte ne rendeva più acuto lo sguardo e quindi l'immaginazione. È proprio a partire da questa fase in cui si assiste a un'interiorizzazione più profonda di tutto quanto Goya osservava, unita a una riflessione amara e critica sulle realtà del mondo. Non è da escludere che dedicasse anche più tempo alla lettura e quindi alla riflessione. Il culmine di tutto ciò e la conclusione l'abbiamo ai tempi della cosiddetta Quinta del Sordo. Nel 1819 Goya aveva acquistato una casa con un grande giardino nei dintorni di Madrid, sulla riva del Manzanares. Dopo la malattia diede mano alla decorazione della dimora in cui contava senza dubbio di trascorrere gli ultimi anni della sua vita, e lì assistiamo al manifestarsi di un universo di esseri deformi e mostruosi che si agita in dipinti eseguiti a olio sulla parete e che sia per il loro significato sia per il predominio dei toni, dei colori cupi, sono noti con il nome di pitture nere. In esse il pittore faceva oscure allusioni mitologiche, con impressionanti immagini, come quella di Saturno intento a divorare uno dei suoi figli, orripilante visione del tempo distruttore delle sue creature, o quelle delle parche che con il destino filano e tagliano il filo della vita. In pari tempo Goya faceva continui riferimenti alla superstiziosa tradizione della stregoneria, in composizioni in cui raffigurava sabbe infernali, con volo di figure a mezz'aria interrotto da fucilate di soldati, o in scene in cui una moltitudine deforma, grottesca e bestiale adora il male incarnato dal grande capro, immagine terrificante di un'umanità cieca e prona in adorazione del diavolo. Ci sono scene che sembrano per annunciare le espressioni più desolanti dell'espressionismo e dell'esistenzialismo della pittura dei giorni nostri. Un grande anticipatore Goya. Questa è una rilettura libera di parte del saggio di Alfonso Pérez Sánchez, Goya,
Fabbri Editori.